destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti Pedroli e ben ritrovati con un nuovo capitolo di Warcraft 3 Reign of Chaos. Allora, eravamo con gli Elfi della Notte, siamo nell'ultimo ramo della campagna degli Elfi, cioè nella campagna del gioco base, diciamo, Warcraft 3 Reign of Chaos. Ed eravamo rimasti praticamente nell'ultimo capitolo, nel capitolo 3 avevamo risvegliato Stormrage, il potente druido, protettore delle foreste, cacchi e mazzi, Nature Prophet di Dota 2 per intenderci. E adesso dobbiamo fare il capitolo 4, l'arrivo dei druidi. Vediamo cosa ci aspetta. Sono passati 1000 anni da quando ti ho vista l'ultima volta, Tyrande. Ho pensato a te ogni istante passato nel sogno di Smeraldo. Il mio 1000 cuore anni, sente di suppa. vederti nuovamente, Furion. Non ti avrei risvegliato se non avessi avuto urgentemente bisogno del tuo aiuto. Hanno una vita sessuale molto intensa questi due allora. Nel sogno ho percepito la distruzione che minacciava la nostra terra, come se mi trovassi nel mio corpo. Hai fatto bene a svegliarmi. La legione infuocata è tornata. Cenarius è morto. E alcuni stranieri si aggirano liberamente per le nostre valli più sacre. Vale. Come era stato predetto. Vedo Senza chi. dubbio Archimonde proseguirà fino a Hyjal per attaccare l'albero del mondo. Se dovesse riuscire a prosciugarne l'energia, il pianeta sarebbe condannato. Il mio unico pensiero era quello di risvegliarti insieme al resto dei druidi. I druidi dell'Artiglio si trovano all'interno di Barrow-Den. Alla fine Sta di missione è questa- lunghissima. Se riuscissimo a raggiungerli, forse potremo fermare Archimonde e i suoi demoni. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Li abbiamo scacciati! Raduniamoci alla base per curare i feriti. Così anche Vale. gli stranieri combattono contro i non morti. Potrebbero essere dei potenti alleati contro l'Archimonde. Sono solo dei bastardi. Vale. Hanno ucciso Cenarius. Che io sia maledetta se mai stringerò la mano a uno di loro. Mai dire mai, sacerdotessa. Stabiliremo qui il nostro nuovo accampamento. Tieni in allerta le sentinelle. Dubito che i non morti o gli stranieri siano finiti. No, no, ci sono, ci sono. Rompono anche il cazzo. Allora, Piederoli. Immediatamente. Così sia. Questa missione praticamente serve per capire un po' come funzionano le strutture degli elfi. Sento la voce Partiamo con una manciata di... Oddio, no, 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 che è qua? come la dea desidera. State buoni. Partiamo con queste strutture qua che sono queste qui le torri, che sono sempre dei Trent movibili. Questo fa i caster, diciamo. Questo fa le unità lisce di base degli elfi e questo qui è la struttura principale che avevamo visto anche Così sia. negli altri dei precedenti capitoli. Adesso mi sono preso anche questi, ok. E qui abbiamo l'altare, 3 pozzi lunari di partenza e la sala del cacciatore che serve per fare i potenziamenti. Allora, vediamo un pochettino, volevo esplorare un attimino. È molto lunga questa missione, Pedroli, ve lo dico. L'obiettivo è arrivare qua, a risvegliare i druidi dell'artiglio e la struttura a loro connessa, che è questa. Qualcuno minaccia la foresta. Allora, andiamo a cercare qua. Qua c'è una bella miniera ed è il primo, diciamo, accampamento. Le miniere qui sono tutte, tipo questa c'ha 2000, quindi sono molto, molto povere, diciamo. Tu vieni qua, voi venite qua, che vi posiziono uno qui, te ti posiziono tipo qua, e te ti ho già settato e te ti metto qui sempre. Voi due, baldi giovani, state sempre vicino che comunque servite. La dea mi chiama. Con loro cominciamo a esplorare, direi. Immediatamente. Vediamo un pochettino cosa succede. Vere lune. Come la dea desidera. Qui cosa abbiamo? Immediatamente. Non sapevo neanche dell'esistenza di questo posto. Sarà un trucco? Immediatamente. Trent non può tenere lui. Ah, fantastico. Immediatamente. Non era niente, era solo uno scenario. Allora, voi tanto signori venite qua. I fuochi fatti li mettiamo a prendere delle risorse. Asher Toraman. E continuiamo qua con la signorina, che adesso poi usiamo anche poi il suo guffetto. La dea mi chiama.
Andiamo a esplorare col buffetto in cerca di tipo esperienza, altre cose carine. Qualcuno minaccia la foresta. Voi venite qua. Ashre Toraman. Come la dea desidera. Andiamo avanti gli alberi a fare da tank. Te intanto vieni qui a esplorare. Induli retali. Io e la terra siamo tutti. Fa piacere. Qui quanto manca? Poco. Edificio completato. Voi mettetevi qui, uno qua. Un Trent non può attecchire qui. Come Perfetto. la dea desidera. Ashre Toraman. Tiriamo giù anche la strutturina. Andiamo un pochettino se mi dà qualche oggettino Caruccio. Qualcosa di Caruccio sì. Potenziamo più lui che lei perché lui è il tonico. Gli alberelli rimasti li mandiamo qui sempre a assorbire dei danni, Sento la voce di lui. La dea. che durano veramente niente. Poi adesso li ho di livello basso. Che livello sono? No, livello 2. Qualcuno minaccia la foresta. Ok, cominciamo. Allora, li ho presi tutti? Ah, no. Metto un paio di fuochi fatui anche qua. Ashre Toraman. Perché non si sa mai, perché siccome anche qui adesso vedrete... Oh, qui c'è una fontana, buono. Adesso vedrete praticamente che dai vari accampamenti, qui c'è l'accampamento degli orchi, qui c'è l'accampamento dei non morti e da un'altra parte c'è quello degli umani, cominciano a fare dei combattimenti aerei, con unità di tipo aereo. Fantastico. Rimping- Le risorse si stanno esaurendo velocemente. Facciamo un po' di truppe, possiamo fare anche le driadi. D'oro e rinfoltire le nostre file. Solo così potremo arrivare a Barrowden. Che Barrowden, dove ci sono, qua, dove vi dicevo che ci sono i signori Dea qui. mi chiama. Allora, vediamo un pochettino. Qui, se non erro, ci dovrebbe essere un'altra miniera che è quella lì, che è la prossima, ma io voglio andare a caccia di oggettini. La dea mi chiama. Anudora. Aspetta, conosco questi furgoni. Sono fuggiti da Ashenval quando la piaga ha iniziato a espandersi. Ottimo. Forse non sono riusciti a evitare il contagio. Tagio. Cosa che capita. Qualcuno minaccia la foresta. E vengono che rompere i coglioni, chiaramente. Il nostro sacro bosco è stato profanato. Spazi aperti. Da chi è? Vedete, Piederoli? Sono votata alla vendetta. Ciao. Questa appena uscita da rischi di prendere le botte. Piacere. Lascio impronte. Ci sto. Per gli alberi. Ci sto. La dea. Il nostro sacro bosco è stato profanato. Madonna, si è messa male. Ma tanto adesso le prendono, voglio se le prendono. Induli retali. Ok, questi sono morti. Ho visto creature tanto aggressive prima d'ora. Allora, Ah, questi non mi stanno cagando, per fortuna. Andun Falador. Ok, vedete, guarda. Qui cominciano a combattere. E poi le prendono anche dai miei, non mi chiedete perché. Per Eluna. Ok, adesso questa qui la teniamo buona qua, che intanto finisco di spulciarmi questa. Ashre Toraman. Mi faccio un pochettino di questa un po' più tancosa. Il nostro sacro bosco è stato profanato. Sento la voce di Eluna. Mi aspetto. Qualcuno Ok. minaccia la foresta. Olè, tanto queste vanno giù easy. Che bastardi. Ciao. La dea mi chiama. E chi sono questi? Qualcuno minaccia la foresta. Che mi attaccano? Sento la voce di Eluna. Spazi aperti. Ashre Toraman. Ok. Illumina il mio cammino. Sento la voce. Oh, cominciamo ad avere un po' di corpo anche a livello di esercito. Mandiamo le tipette là a curarsi. E qui adesso aspettiamo un attimo. Bisogna che mi rinforzo le unità. Qui cominciamo a fare gli upgrade delle armature. Qualcuno minaccia la foresta. Ma lei si è già pulita di mana. Per Eluna. Minchia. Così sì. Ma vieni qua a rimpinguarlo. La Ok. miniera d'oro è crollata. Qua ci metto un Trent. Però dopo cacchio mi perdo il fuoco fatto. Ne metto un altro paio a protezione Qualcuno qua. minaccia la foresta. Che è uno spreco qui tenerli pieni. Come la dea desidera. La dea mi chiama. Ok, tu finisci di fare 2 cose, tanto voi cominciate a muovervi. Io mi comincio a mettere uno qui e l'altro qui. Sento la voce di Elune. E con loro cominciamo ad andare. Voi attaccate me? No. Ashre Toraman. Perché un po' vengono ad attaccare il villaggio, cioè vengono ad attaccare noi, Piederoli. Grande
e un po' invece vengono ad attaccare, vanno ad attaccare gli altri insediamenti. Ok, via, via e via. Cominciamo a venire in qua e tu, signorino, ti posizioni qua che ti prendi la miniera. E voi invece, signorini, vi mettete qui che vi fate legna intanto. Allora, pennutino, andiamo a vedere un pochettino cosa succede qua. Qua c'è la miniera maledetta, c'è la fontana maledetta. Completato antico guardiano. Qui cosa c'è di bello? Qua un cacchio. È molto importante per l'illustrazione. Qui c'è il villaggio degli umani, ma è quello grosso che io non penso che ci possa andare subito. Oh sì, no, sì, è quello che devo attaccare. Qualcuno Io minaccia e la la foresta. terra siamo tutti. Così sì. No, aspettate un attimo, dove sono qua? La Ok. dea Dove ero col pennuto? Vieni qui a vedere su. C'è la missione secondaria. Sì, il Fulborg Pazzi. Uccidi il condottiero dei Fulborg. Perfetto. Sento la Sarà voce fatto. di Elù. Mo lo devo andare a cercare. Qui ci sono i Fulborg. Altri Fulborg. Il condottiero. Sacrobosco è stato qualcuno minaccia la foresta. Come vi permettete? No, 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 uccidete il Wisp. Sento la voce di Elù. Via, seccato. Qualcuno minaccia la foresta. Aiuto. Endure retale. La dea mi chiama. Ok, perfetto. Uno lo mettiamo qua. Mi era ridotto male sto poverino qua. Qui bisogna che faccia un altro paio di questi, protezione. Il nostro sacrobosco è stato profanato. Minaccia la foresta. Che due maroni. Ma perché non vi attaccate tra di voi? La dea mi chiama. Ci sono problemi. Sento la voce di Elù. Come la dea. Perché li faccio uccidere dai miei... La dea mi chiama. Per Kalimdor. Ok, che resistono anche di più con Ashere Torema. i due potenziamenti. Perché è inutile fare massa unità se poi La dea mi chiama. non hai, diciamo, resistenza. E voi dentro. Fammene un altro paio che metto qua. E questo va difeso sto posto. Perfetto. E tu mi fai un altro di questi qua. A chiusura. Così almeno possono passarci solo le unità aeree. Ok. Qui mi curo un attimo e vado a fare la missione secondaria. Tu che cacchio ci fai qua? Sei mica in punizione? Vai. Ok, rimpinguiamo un po' l'oro. Adesso andiamo a mettermi avanti con i Fulborg da uccidere. Come la dea desidera. Per Elune. Perché adesso il prossimo obiettivo non è questo, ma è questo villaggio qua degli umani. Sento la voce di Elune. Dovrò fare anche delle catapulte, probabilmente. Per Elune. La nostra miniera si sta esaurendo. Qualcuno minaccia la foresta. Super già. Immediatamente. Allora, adesso ho appena ricevuto un attacco, quindi potrei passare oltre easy. Pa pam pam. Per la grande madre. Dai, mi fate legna intanto. Ok. Qualcuno minaccia Adesso quando mi comincio ad avvicinare, ecco i Fulborg, completato. mi prendo il mio Furion e via con i Trent. Per Kalimdor. Dai, una cosa resta però per Kalimdor. Bravissimo. Ashere Torema. La dea mi chiama. Ashere Torema. Ok, non mi attaccare alle mie unità, ti metto loro apposta. In posizione. Dai. Sento la voce completato. Tu, intrappolalo. Restate di guardia. Assolutamente. Rischiano, ancora non sto rischiando unità. Sento la voce di Elune. In posizione. Dai, trappola questo. Ashere Torema. Allora, cosa le potenziamo lei? La passiva che è meglio. Tiriamo giù tutto qui. Sento la voce di Elune. Proviamo a vedere se c'è qualche oggettino caruccio. Ashere Qua Torema. dove si va? Ah, ecco, un oggettino c'è. Vai, prendilo tu che sei bello spoglio. Siamo tutti. La dea mi chiama. Allora, tu e la terra siete tutt'uno, ma ci potenziamo i Trent. Per Kalimdor. Perché non posso? Anutora.
Rodanador. Sento la voce di Elune. Perfetto. Vai che li secchiamo tutti. Sono utilissimi i Trent però. Perché ti fanno da tank, prendono le botte al posto delle mie. Invece questa che perché sono qua sotto Minaccia la foresta. mi stanno missando la metà degli attacchi. Questo è un principio che c'è anche in Dota. Ok. Qui adesso dovrò fare anche un po' di unità. Allora, mettiamo un paio di queste a fare e un paio di queste. Eccoli qua che arrivano, rompere i coglioni. Poi che adesso non mi distruggono le cose. La dea. Ok. No, 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 madonna quanto gli tolgono. Magari stanno affrontando la nostra miniera d'oro è crollata. Cioè, da in piedi gli tolgono così tanto, mi ricordavo mica. Sento la voce di Elune. Ci sono problemi. Ho perso una torre. Ed attacchi combinati, sì. Sento la voce di Elune. Asher Toraman. Attacchi combinati. Proprio quello che mi ci voleva. Ci stanno invadendo. Te torna indietro là. Ciao. Tu torna indietro qua. Asher Toraman. Sento la voce di Elune. Date a cagare. Qualcuno minaccia la foresta. E quanti siete? Asher Toraman. Ok. 3 ne sono sopravvissuti. Allora li curiamo e ne prendiamo altri 2. Quando siete lenti? Perfetto. Volevo finirmi con calma la missione, quella Qualcuno minaccia la del foresta. Furborg, ma a questo punto non si può. Asher Toraman. Allora, Io e la terra siamo tutt'uno. voi andate un attimo qua, Qualcuno che non mi minaccia la servite. foresta. Asher Toraman. Tu fammi un paio di Qualcuno queste. minaccia la foresta. Ok. Ok, qui tanto si attaccano tra di loro. Bene, posso andare a finire la missione. Qualcuno minaccia la foresta. Che cazzo fai qua? Sento la voce di Elune. Perfetto. Asher Toraman. Sento Eravamo rimasti qua. Fatemi fare la mia missione prima. Comunque questo video Pedoroli probabilmente sarà diviso in 2. Sento la voce Molto probabilmente. Asher Toraman. Ma sono rinati. Illumina il mio cammino. Che cosa minaccia? Perché ci sono altri Furborg? La dea. È una comodità averli quasi tutti i ranger delle unità, perché in questi posti così stricchi. Sento la voce di Elune. Ok, andate avanti. Per Elune. La dea mi chiama. Solo che adesso non mi bastano. Illumina il mio cammino. La voce di No, ne ho troppe di queste. Fatto Ok. così sia. Venite avanti e venite qua. La dea mi chiama. Sento la voce di Elune. Poi te vai qua a La difesa. dea mi chiama. E qui devo rifarmi un altro di questi. Qualcuno minaccia la foresta. In posizione. Sento la voce di Perfetto, tu vai sempre qua. Qualcuno minaccia la Così non rischio che mi uccidano. Ma voi ormai dovreste essere distrutti. Infatti. Sento la voce di Elune. Sarà fatto. Via, ne rifacciamo altri. Perché solo 3? La dea mi chiama. Qualcuno minaccia la foresta. Madonna, Come la dea desidera. secchiamo questi. Cosa hai in mente? Madonna quanto cavano. La dea mi chiama. Sento la voce. Focussiamo subito lui. Qualcuno minaccia la foresta. Perché non mi toglie? Sento la Vabbè, ho perso qualche unità. Sei cambiata, Tyrande. Non hai più un briciolo di pietà. Beh, Molto tempo fa, Furion, ho giurato di proteggere questa terra. Non mi è stato concesso il lusso di dormire in tempi così pericolosi. il lusso di dormire, per quello che sei così nervoso. Deve E che pensavo avessi le tue cose. tua dea. Edificio completato.
Perfetto, Il nostro sacro eccola. bosco è stato profanato. Ok, questo dovrebbero bastare loro. Noi andiamo a risistemare le unità. Asher e Toraman. Ok, perfetto. Distruggiamo anche questo. Tanto questi adesso non gli fanno niente ai miei Trent, che c'è anche poi il Wispino là che li cura. Sento la voce di Elu. Sì, va buon. Dai. Cioè, madonna mia, fanno attacchi combinati non morti con gli orchi. Non è mai successo in sta missione, Pietro. Mai successo. Dea, illumina il mio cammino. Bravi, fatevi seguire. Minaccia la foresta. Cos'è il richiamo della natura? Ci sto. Asher e Toraman. Con piacere. Vabbè, seguite, seguite. Lascio impronte. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. La Dea mi chiama. Ora cosa mi tocca Il fare? nostro sacro bosco è stato profanato. Assaggia la mia lancia. Fate in fretta. Guardate cosa mi tocca fare. Sono votata alla vendetta. Qualcuno minaccia la foresta. Gli spazi aperti. Non ho perso un'unità, Pietro. Ci stanno invadendo. Così sì. Sono Sento la voce di Elu. poderoso. La Dea mi Boh, torniamo là a metterci a posto, se Dio vuole. Ciao. Ci sto. Voi adesso mi servite che dobbiamo andare a fare l'attacchino. Poi basta, perché sennò non mi bastano le risorse. Perfetto, quindi la prima parte l'abbiamo fatta, Piederol. Adesso dobbiamo andare a conquistarci questo avamposto qua degli umani. Sento la voce di Elu. Asher e Toraman. Qui a potenziamenti come siamo messi? Allora, aumentiamo questo e aumentiamo questo. Posso fare, penso, solo il primo livello a sto punto. Qualcuno minaccia la foresta. Ok, Piederoli, adesso ci mettiamo qua con le unità e cominciamo a preparare l'attacco. Sento la voce di Elu. Ci stanno invadendo. Ah, addirittura. Un gran pericolo, sacerdotessa. No. Procedi con cautela. Ciao. Sono votata in fretta. Ci stanno invadendo. Per la grande Allora, usiamo queste prima e distruggiamo queste qua. Bisogna procedere per gradi. Sento la voce di Elu. Restate di guardia. Ci sono piacere. Asher e Toraman. Come la dea desidera. Adesso mi arriveranno qualche unità alla volta. Sento la voce di Elu. Distruggiamo anche queste. La dea mi chiama. Cos'è il richiamo della natura? Cioè questo che adesso è invincibile, invulnerabile, che due palle. Il nostro sacro bosco è stato profanato. Sì, va buon, Asher e Toraman. non mi interessa, sto attaccando adesso. Ci sono problemi. Sono votata alla vendetta. Cos'è il richiamo della natura? Sento la voce di Elu. Perché non attaccano? No? Come l'ho messa male sta cosa. Un Trent non può attecchire qui. Asher e Toraman. Cos'è il richiamo della natura? È una cosa impossibile, ci perdo anche la struttura. La dea mi chiama. Cioè comincio l'attacco, questi mi attaccano in base. Il nostro sacro bosco è stato profanato. In posizione. Cos'hai in mente? Qualcuno minaccia la foresta. Ci stanno invadendo. Per gli altri. Con piacere. Ci sono problemi. Guardate che roba, che storia, che nervo. Asher e Toraman. Tanto le posso ricostruire, non è un po' il problema. Però stavo facendo la battaglia e questi mi devono cagare il cazzo. Ammazza. Asher e Toraman. Ci stanno invadendo. Ciao. Asher e Toraman. Ci stanno invadendo. Allora, dove eravamo rimasti? La dea mi richiamo della natura. Asher e Toraman. Ci sono problemi. È cosa che mi sdrenano. Sento la voce di Elu. Qualcuno minaccia la foresta. La caccia è aperta. Sono
Oh, Dio, 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 Dio. Dovrei riuscirci tranquillamente. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Guarda, questi qui arrivano in punto. Eccolo lì che è arrivato subito. E vai. La Dea. No, 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 no. Qualcuno minaccia la foresta. I guerrieri stanno affrontando il nemico. La Dea. Dai che muore, dai che muore. Morto. Qualcuno minaccia la foresta. Via. Già, andate, andate. Sento la voce di Cos'è il richiamo della natura? No, no, che range c'ha questa cacchio di torre? Fate in fretta. Ecco, è arrivata lei. La Dea. Ciao. Qualcuno minaccia la foresta. Ok, dai, tiriamo giù. Aspettate un attimo che tiro giù anche questa. Le due torrette, tanto tiriamo giù quella. La struttura principale. Scusate, stavo un po' zitto, ma ero un po' preso dall'attacco. Non ho perso tante unità, ma volevo perdere anche di meno. Ok, via, tutti su. Allora, mi tira il culo dover ricostruire una struttura. Ok, venite in qua. La Dea. Ci stanno invadendo. Sento la voce di lui. Ci stanno invadendo. Olè. Questa dovrebbe essere anche più garnita. 2000. Oh, adesso i prossimi attacchi arriveranno tutti qua. Però fortunatamente sono protetto, direi. Queste tanto non me le riescono a tirare giù facilmente. Sento la voce di lui. Quanto resistono queste strutture? Ah, non hanno neanche i potenziamenti, tra l'altro. Minaccia la foresta. Ok, adesso ristabilisco la base qui. Faccio un po' di dindi, mi ricostruisco la struttura che mi hanno distrutto e poi vi andare nella foresta, che è la seconda parte del video, perché è veramente lunga questa. Adesso vi sistemo un po' le truppe e vi andare. Restate di guardia. La Dea mi chiama. Allora, portiamo qui Il nostro sacro bosco è stato profanato. le unità messe male. Cosa hai in mente? Ah, ecco, vedete? Ah, non passano, fantastico. Ah, però fanno da esca, vedete che bello? Vai, vai, seguitemele. Vai, vai, seguitemele pure. Qualcuno minaccia la foresta. Un Trent non può attecchire. Ah, loro menano. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Sento la voce di Ok, tornate qui. 1, 2, 3, 4, 5. No, che cazzo faccio? No. 1, 2, 3. Allora, questi qua me li porto qua che non ce li ho. I wispini. E adesso prima di minaccia la foresta. In posizione. Asher e Toraman. di proseguire con la missione mi metto a posto le unità. Un Trent non può attecchire qui. Edificio completato. Ok, voi siete pieni, tornate qua. Qualcuno minaccia la foresta. Come la Dea desidera. Così sia. E niente, quindi adesso cominceremo con la seconda parte, Piederoli, in cui io andrò qui a esplorare questa foresta che sarà molto carina, adesso vedrete. Sarà una cosa molto buffa. Per cui, per la prima parte direi che è tutto, abbiamo fatto praticamente tutto il primo pezzo con la missione facoltativa, abbiamo difeso, anche se a fatica, gli attacchi combinati degli orchi e dei non morti, che sinceramente dovrebbero essere uno contro l'altro, ma va bene. E abbiamo preso, diciamo, abbiamo assaltato l'accampamento qui degli umani e preso il loro posto, in modo tale da poter arrivare finalmente a questo ultimo pezzo qua. Questa missione era un po' lunga, per cui la divido in due. Per cui ci vediamo alla prossima parte. Ciao a tutti, Piederoli!